Stop al presidio dopo la vittoria di residenti e commercianti. Nessun migrante sarà assegnato alla palazzina sopra il Monkey Bar nel centro di Annone Veneto. È lo stesso sindaco ad Toffolona a comunicare la decisione dopo giornate di tensione e proteste. In prima linea i residenti che hanno dato battaglia fino a ieri sera. Sono un po' preoccupato perché insomma ho due bambine piccole e sentire che vengono 20, 50, 100 persone qui nel condominio. Ci sono le caserme libere che possono farlo, non il posto pubblico dove una persona, quattro persone che pagano il mutuo, che hanno fatto il debito in banca per pagare il mutuo, adesso ne vengono 100-120 persone. Niente profughi in questa palazzina, ma a Annone Veneto una sistemazione si è impegnata a trovarla per almeno una decina di persone. I cittadini non si fermano. Venerdì mattina il presidio sarà al mercato di Annone per raccogliere firme contro l'arrivo dei migranti. Intanto dalla prefettura arriva la proposta di creare una struttura di monitoraggio che potrebbe diventare una cabina di regia. Insieme prefettura, regione, un rappresentante della città metropolitana e dei comuni interessati per condividere informazioni in tempo reale e magari, auspica il prefetto Cuttaia, cooperare nelle scelte delle strutture. Se ad Annone la situazione per ora si è calmata, il fronte resta caldo in altri due comuni della provincia, Eraclea e Cona. Qui i profughi ospitati nella base di Conetta potrebbero essere arrivati a 100. Dalla prefettura nessuna risposta, ci spiega il sindaco Alberto Panfiglio. La situazione io la devo conoscere.